Un miglioramento del trasporto pubblico a livello provinciale, complessivo, sia urbano che extraurbano, e poi nell'ambito degli interventi logistici, la nostra intenzione è promuovere e spingere sull'intermodalità treno a gomma. La stiamo facendo un po' in tutta la provincia di Treviso. La nostra intenzione è quella di procedere a Treviso, ma ancora prima a Castelfranco, perché là abbiamo già un progetto in fase di attuazione, e poi Vittorio Veneto, Conegliano e Oderzo, quindi in tutte le parti della provincia dove è possibile attuare l'intermodalità. Nuovi mezzi che grazie anche ai contributi Port Fairs avremo l'acquisto tra poco di una serie di mezzi, tra cui anche elettrici, 3 soprattutto, ma che saranno mezzi all'avanguardia, anche Euro 6, quindi che andremo a sostituire macchine più anziane. Piano interventi ambizioso, come avete visto, un piano industriale che vedrà una patrimonializzazione dell'azienda che si aggira sui 18 milioni, e la realizzazione di centri di scambio gomma-rotaia importanti, uno a Castelfranco Veneto, uno a Treviso, si sta ragionando a Treviso, e quindi una razionalizzazione veramente all'altezza di ciò che ci aspettavamo.